Ed è il momento della seconda gara in programma in questo pomeriggio di fine agosto per il quarto trofeo centro commerciale Montecatini, organizzazione a cura della Giuffredi Ciclismo, categoria impegnata in questa gara, quella della categoria esordienti secondo anno. E ancora una volta il direttore del centro commerciale di Montecatini ad abbassare la bandierina del via alla partenza di questa gara, un bel numero di atleti ed anche un atleta proveniente dall'Inghilterra, vale a dire Innes Harvey, che quindi ha voluto essere alla via di questa manifestazione. Lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti, una sessantina gli atleti alla via di questa prova che vi dicevo è riservata alla categoria esordienti del secondo anno, ed il primo attacco di giornata è portato da Mattia Nocentini del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese. Per lui pochi metri di vantaggio nei confronti del gruppo che in questa fase viaggia allungato alla caccia del battistrada con due più immediati inseguitori ad appena 7 secondi dall'uomo al comando. E noi lasciamo quindi pedalare gli atleti in queste prime battute di gara. Quarta edizione del trofeo centro commerciale di Montecatini Terme, adesso il primo vero allungo di giornata che vede protagonista Vincenzo Russo dell'Unione Ciclistica Empolese, con lui Mattia Nocentini dell'Olimpia Valdarnese. Qui vediamo con il dorsale numero 45 e Lapo Vosicevic del team Stradella. Quindi con il numero 9 abbiamo in questo gruppo Ludovico Crescioli, vedete il gruppo comunque vicinissimo. Il dorsale 58 invece è Francesco Castaldo ed il dorsale numero 20 si tratta invece di Tobia Zingoni del gruppo sportivo Hyperfinish. E adesso vedete insiste, quando il gruppo ormai si stava per riportare sui battistrada, insiste nella propria azione Ludovico Crescioli, gruppo compatto alle sue spalle, vantaggio minimo per il portacolori dell'Unione Ciclistica Empolese, che viene infatti raggiunto. Il primo a riportarsi è proprio Bosicevic, che faceva parte della fuga, così come Zingoni, che vedete adesso inquadrato in queste immagini. E con la nostra sintesi ci portiamo nelle fasi centrali di corsa, ancora un tentativo a due, leggero margine di vantaggio, protagonisti Russo e Bosicevic, quando siamo ormai in vista del passaggio sotto il traguardo. E adesso il portacolori del team Stradella a fare l'andatura, gruppo che si sta ricompattando praticamente poco il vantaggio di questi due atleti, plotone che proprio adesso che i due vanno a rallentare si sta per riportare sui battistrada, quindi a breve avremo una situazione di gruppo compatto. Eccoci qua con le immagini, plotone compatto, quando, e con le immagini lo vedremo presto, siamo in vista del passaggio sotto l'arrivo. Attenzione adesso al tentativo di allungo del campione regionale della Campania, Armando Lettiero dell'Appoggio Marino Team Balzano, che come avete visto è partito a tutta proprio in vista del passaggio in zona arrivo. Qui vediamo invece a 4 giri dal termine gli atleti del gruppo sportivo Vianova in fondo al gruppo. E questo è il tentativo che vede protagonisti, l'abbiamo visto scattare, Armando Lettiero dell'Appoggio Marino Team Balzano, con lui Pierfilippo Gabrielli del Team Anagni. La formazione quindi che viene dalla provincia di Frosinone. Due atleti extraregionali sono adesso in testa alla corsa, siamo ormai a metà gara, quindi stiamo entrando nelle fasi decisive di corsa, una manifestazione che si svolge sul medesimo circuito che ha visto protagonisti gli atleti della categoria esordienti del primo anno. Cambiano ovviamente il numero dei giri, che questa volta sono 7, i chilometri totali sono 43 e questo è il più immediato inseguitore degli uomini a raccomando, è Francesco Brugnoli del team Stradella, che sta per portare a compimento un inseguimento solitario, quindi a breve avremo 3 atleti in testa alla corsa, quando ormai siamo a 3 giri e mezzo dalla conclusione. Brugnoli, lo vedete inquadrato, sta per chiudere nei confronti di coloro che si trovano al comando, vale a dire Gabrielli e Lettiero, che ormai sono a pochi metri di distanza dalla portacolori del team Stradella, e quindi si forma così il terzetto in testa alla corsa. Gabrielli, Lettiero e Brugnoli sono questi
gli uomini che guidano la gara, si prova a riportarsi su di loro, anche lo vedete inquadrato adesso con il dorsale numero 9 Ludovico Crescioli dell'Unione Ciclistica Empolese. Poi vedete anche Tobia Ziggoni nelle prime posizioni del gruppo, che si va ad allungare sotto la spinta di Crescioli, e cala ovviamente il vantaggio degli uomini al comando, che sono ormai alla portata del plotone, però tende un po' a svanire adesso l'azione dopo l'inseguimento promosso da Crescioli. Zingoni non insiste in testa alla corsa, ma davanti si stanno rialzando e quindi il gruppo torna compatto, anche se proprio in vista del ricongiungimento osserviamo questo tentativo di allungo da parte di Armando Lettiero dell'Appoggio Marino Team Balzano, che quando sembrava che il gruppo fosse in grado ormai di chiudere nei confronti del terzetto, che lo vedeva protagonista in fuga assieme a Gabrielli e a Brugnoli, prova la soluzione solitaria Lettiero, il campione regionale campano della categoria esordienti secondo anno, prova quindi a beffare il gruppo. Vantaggio minimo per il momento, da solo ovviamente non è facile andarsene nei confronti del gruppo che compatto sta dando la caccia al Lettiero, e quindi vedremo come si evolverà questa situazione con Lettiero al comando. Ancora gli uomini dell'Unione Ciclistica Empolese in testa al gruppo, vedete ancora Russo con Zingoni alla sua ruota, e viene raggiunto adesso Lettiero, primi due atleti a riportarsi su di lui, ma il gruppo è davvero poco distante. Praticamente possiamo parlare di una situazione di gruppo compatto, con ancora le maglie del team Anagni, quelle del team Stradella nelle prime posizioni, e sempre molto attivo in testa alla corsa Armando Lettiero, l'atleta che indossa la maglia di campione regionale campano per quanto riguarda la categoria esordienti del secondo anno. Nuovo tentativo di fuga, vantaggio comunque minimo nei confronti del gruppo. Sono in 6 gli atleti al comando, si tratta del dorsale di gara numero 42, vale a dire Giuliano Santarpia, del dorsale 43 Nicolò Severa, entrambi militano nel team Anagni. Poi abbiamo il dorsale 47 Davide Albani del team Stradella, il 57 Tommaso Gaverini del gruppo sportivo Arezzo Bike, il numero 9 è Ludovico Crescioli dell'Unione Ciclistica Empolese, ed il numero 48, sempre attivissimo in testa alla corsa, è Armando Lettiero dell'Appoggio Marino Team Balzano. Questi i battistrada, questi 6 uomini al comando che stanno segnando questa fase di corsa. Come avete visto è stato esposto il cartello che segnala praticamente 3 giri al termine, e questa azione sta portando in avanscoperta corridori sicuramente di ottimo calibro, anche perché sono rappresentate tutte le formazioni più numerose tra coloro che sono al via della quarta edizione del trofeo Centro Commerciale Montecatini Terme, organizzazione a cura della ASD Giuffredi Ciclismo, che ha voluto ancora una volta allestire questa bella manifestazione dedicata alla categoria esordienti. Qui vedete Santarpia a chiudere il drappello dei battistrada, che sta viaggiando velocissimo in questo frangente. Adesso sono le maglie del team Stradella e precisamente Davide Albani in testa, quindi Crescioli che lo rileva proprio in questa fase. Poi la volta di Lettiero, caratterizzato dal dorsale di gara numero 48, eccolo il campione regionale della Campania per quanto riguarda la categoria esordienti del secondo anno. E poi ancora vedete con il dorsale 52 Alessandro Sani dell'Abitare Cornici Pedale Circolo Arci Allende. Poi abbiamo visto ancora altri tentarsi di dare il cambio, comunque andatura molto sostenuta. Non è così in gruppo, che come vedete adesso il plotone sta occupando tutta la sede stradale. Questo testimonia che c'è stato un rallentamento da parte del gruppo, e qui vedete che è con il dorsale 31 che sta guidando l'inseguimento Tommaso Biancucci del pedale toscano Ponticino. È lui che adesso prova ad allungarsi nei confronti del plotone. Vediamo anche le maglie dell'Arezzo Bike, quelle del team Stradella, e comunque non sono distanti i 6 uomini al comando, tant'è che adesso Biancucci sembra in grado addirittura di chiudere nei confronti dei battistrada a breve, quindi una situazione che sembrava ben delineata con 6 uomini al comando
sta cambiando e adesso sono in 7, ma il gruppo è davvero vicinissimo e questo potrebbe essere la parola fine nei confronti di questo tentativo di fuga con il gruppo che torna praticamente compatto. E adesso con le immagini vediamo questo tentativo di allungo, 3 uomini in testa con il dorsale numero 20, abbiamo Zingoni, l'atleta del gruppo sportivo Iperfinish, con lui abbiamo anche il dorsale numero 13, Mattia Nocentini dell'Olimpia Valdarnese, ed il dorsale di gara numero 44, si tratta di Francesco Brugnoli del team Stradella. Su di loro si sta riportando un mai domito, davvero, quest'oggi lo possiamo dire, Armando Lettiero dell'Appoggio Marino Team Balzano, quindi diventano in 4 gli uomini al comando, quindi abbiamo Zingoni, abbiamo con lui Nocentini, Brugnoli e Lettiero, questi i 4 uomini che stanno guidando la testa della corsa. Vedete Lettiero adesso giustamente si mantiene in quarta ruota e Brugnoli che sta facendo l'andatura con Zingoni in seconda posizione, quindi terza ruota per Nocentini, quarta per Lettiero, gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi nei confronti degli uomini che vedete adesso inquadrati, che stanno per entrare nell'area del centro commerciale di Montecatini, dove sarà esposto il cartello che segnala 2 giri al termine. Ci avviciniamo quindi agli ultimi 10 km di gara per quanto riguarda la prova riservata alla categoria esordienti secondo anno del quarto trofeo centro commerciale Montecatini Terme. Vedete inquadrato adesso con la maglia dell'Olimpia Valdarnese Mattia Nocentini, assieme a lui abbiamo Tobia Zingoni, Francesco Brugnoli e Armando Lettiero. Questi sono gli uomini che stanno guidando la corsa, ma il gruppo non lascia molto spazio, quindi a breve potremo assistere ad un nuovo ricongiungimento, quindi ad una situazione che potrebbe vedere nuovamente il gruppo tornare compatto quando entriamo ormai negli ultimi 2 giri di corsa. Eccoci qua al passaggio in zona arrivo, dove ovviamente ci si appresta a seguire il finale, 2 tornate alla conclusione, quindi 12 km al termine. Ciaramella che passa una borraccia a Zingoni, adesso attenzione al rientro, inquadrato dalle nostre immagini, dalle nostre telecamere, sta cercando di rientrare sui 4 uomini al comando anche Ludovico Crescioli dell'Unione Ciclistica Empolese. Bella l'azione del portacolori della formazione empolese, che sta cercando di chiudere nei confronti dei 4 uomini al comando, che vi ricordo essere Nocentini, Zingoni, Brugnoli e Lettiero. Attenzione a questo probabile ormai ricongiungimento, perché sta pedalando molto molto forte in questa fase Crescioli, lo vedete, vede ormai con la possibilità di avere anche un riferimento visivo gli uomini al comando, gruppo che comunque non è lontano, quindi potremo davvero assistere ad una situazione che continua a cambiare quest'oggi, un continuo ribaltamento di fronti con tanti tentativi di allungo che però fino a questo momento non hanno subito una buona sorte, in quanto il gruppo è sempre riuscito a chiudere nei confronti di coloro che hanno provato ad allungare. Sicuramente tra i più attivi segnaliamo Armando Lettiero, il portacolori dell'Appoggio Marino Team Balzano, che è stato davvero attivissimo sin dalle prime battute di corsa. Qui vedete inquadrato Lapo Bosicevic del team Stradella, che ovviamente sta facendo lavoro di copertura nei confronti del suo compagno di squadra Brugnoli, che si trova sulla testa della corsa, mentre l'inseguimento è sulle spalle di Francesco Castaldo del gruppo sportivo Arezzo Bike, che ovviamente sta cercando di guidare il gruppo a forte andatura, gruppo che raggiunge Crescioli, che quindi non riesce a portare a termine l'inseguimento nei confronti dei 4 uomini al comando, che però hanno perso lo smalto che avevano fino a qualche chilometro fa. Infatti vedete è finito l'accordo tra coloro che sono al comando ed il gruppo si sta avvicinando con la spinta degli atleti del pedale toscano Ponticino, che vanno così a chiudere nei confronti del plotone che torna nuovamente compatto. Siamo ormai a meno di 10 km dalla conclusione, stiamo per vivere le battute finali di questa quarta edizione del trofeo centro commerciale Montecatini Terme, organizzazione a cura della Giuffredi Ciclismo. Questa è la gara riservata alla categoria esordienti del secondo anno. Abbiamo seguito anche la prova
riservata ai più giovani, categoria esordienti del primo anno, e siamo ormai in vista del suono della campana, poche centinaia di metri prima del passaggio in zona arrivo. Vedete, fase di studio questa, con il gruppo che occupa l'intera sede stradale, Ludovico Crescioli in prima posizione. Poi abbiamo visto anche le maglie del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese. Stiamo per entrare nel rettilineo conclusivo, proprio dove sarà esposto il cartello che segnala l'inizio dell'ultimo giro. Suonerà la campana, inizierà quindi l'ultima tornata per quanto riguarda la prova riservata alla categoria esordienti del secondo anno. C'è una caduta, abbiamo visto vittima proprio Tobia Zingoni, che è stato grande protagonista quest'oggi. Ne approfitta per scattare Lapo Bosicevic, che guadagna qualche metro nei confronti dei più immediati inseguitori. Bello il tentativo del corridore del team Stradella, che transita in prima posizione al suono della campana, leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo che comunque è lì guidato dal lettiero. Un finale davvero di grandi emozioni anche per quanto riguarda la prova del secondo anno, gruppo che si ricompatta, quindi viene ancora una volta ripreso il tentativo di Bosicevic, ma nel finale riescono ad evadere in due. Si tratta di Francesco Brugnoli e Giulio Sivori, sono questi due che si presentano nel rettilineo finale. Non c'è volata tra Brugnoli e Sivori, che per il momento si mantiene in seconda posizione, quindi in prima posizione lo vedete adesso festeggiare dando il 5 ai propri dirigenti e direttori sportivi. È Francesco Brugnoli che conquista così il successo per i colori del team Stradella. Seconda posizione per Giulio Sivori del gruppo sportivo Levante. Attendiamo l'epilogo per la terza piazza, lanciata la lunga volata sul rettilineo conclusivo. Ancora una maglia del team Stradella in testa e Bosicevic, ma attenzione alla rimonta di Lettiero, che è quindi in terza posizione. Quindi Lettiero, Bosicevic, Crescioli, Zingoni, Nocentini, Hervey, Boschi e Biancucci, questi i primi 10. Francesco Brugnoli, un finale serratissimo, poi però nella volata vera e propria non c'è stato tanto da dire. No, sapevo che oggi mi sentivo bene, sentivo la gamba. Qui quando si sono agganciati ha provato Matteo, appena ripreso siamo partiti in contropiede e siamo arrivati all'arrivo. Giulio Sivori, un finale a due è sempre tra quelli più incerti. Per quanto riguarda il ciclismo non c'è stato niente da fare contro questo Brugnoli. Non c'è stato niente da fare, forte. Ho portato via la fuga all'ultimo giro e poi l'ho fatto vincere, voleva vincere la gara e ce l'ho lasciata. Armando Lettiero, forse il più combattivo in questa gara, un terzo posto che in parte ti ripaga della fatica fatta. Sì, è stata una bellissima gara, soprattutto una bellissima esperienza. Nei giri precedenti ho provato una fuga ma non ci sono riuscito e l'ultimo giro sono andati due ragazzi in fuga, non ce l'ho fatta e ho vinto la volata finale. Era la tua prima esperienza in Toscana, una delle prime esperienze, com'è il tuo giudizio? No, sono tantissime esperienze, una bella sport in Toscana. Ti rivedremo, mi immagino, anche per il finale di stagione qui in Toscana. Sì, certamente. Marco Luchi, l'organizzatore di questo caldo pomeriggio riservato agli esordienti, però un bel successo. Sì, direi di sì, un centinaio di ragazzi sono dati battaglia in questa giornata infernale. Nel primo anno c'è stata una guerra non indifferente, sono rimasti pochissimi ragazzi. Il secondo anno una bella gara fino all'ultimo giro, poi sono staccati questi due ragazzi e c'è stato l'epilogo proprio qua. Siamo alla quarta edizione della gara che si tiene qui nel centro commerciale di Montecatini, ormai è una bella squadra la vostra, questa collaborazione è destinata a durare. Ma io spero proprio di sì, con Mario Bucca che ha tanta passione per il ciclismo, come noi come gruppo sportivo Giussfredi. Spero di andare avanti, di continuare in questa organizzazione. Per noi della Giussfredi è l'ultima organizzazione dell'anno, dopo di questo abbiamo le ragazze che stanno correndo in questo momento su in Veneto. Ci sono rimaste 3 gare, il Giro della Toscana, Trofeo Baighelli e il Giro dell'Emilia, dopodiché finisce anche la stagione agonistica delle ragazze. Direi un bilancio positivo anche di questa manifestazione, spero che anche come Mario, come direttore del centro commerciale qui di Montecatini, sia rimasto soddisfatto e speriamo veramente il prossimo anno, l'ultima domenica di agosto, di essere qua. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.